a tutti. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Non si sentiva bene. Comunque grazie Natalia, grazie Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Volontariato Ufficio Rapporti Sociali, siamo al servizio dei cittadini per le loro problematiche. Abbiamo l'ufficio a None, in via Volvera 3, e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16. Trattiamo argomenti vari riguardanti il patronato, i problemi sociali, legali, condominiali, CAF, patronati, eccetera, e potete mandarci delle email per delle richieste con il ufrapportisociali@libero.it oppure telefonare per prenotare l'incontro oppure le problematiche da esprimere al 328 07 15 232 e abbiamo qui in questo momento la trasmissione Filo Diretto dove voi potete chiamare lo 02 92 94 7222 oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. I trattamenti, come dicevo prima, con le persone qualificate, specializzate a titolo e presenti gratuitamente a vostra disposizione, trattiamo problemi di pensione, le reversibilità, i riconteggi, le domande, oppure le emergenze abitative, gli ACT, i bonus vari, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, le problematiche condominiali che adesso in questi giorni sono sempre più violente, riguardanti vertenze, visure, registrazione, passaggi di proprietà, conteggi vari e come diceva prima anche il nostro collega che ha trasmesso prima, abbiamo anche noi vari CAF e vari patronati dove poi potete fare tutte le vostre, elargizioni tranquillamente senza troppi problemi. Quindi ripeto, noi siamo a None in via Volvera 3. Oggi abbiamo con noi in collegamento, visto che siamo nel mese di dicembre, quindi il Natale, il grande Babbo Natale di Torino e del Piemonte, come primo personaggio, che è Boris Achille, ci parlerà delle novità e anche di quello che sta trattando e decidendo lui. Poi, se riusciamo a avere con noi anche il presidente dell'associazione Senza Limiti dei Disabili, perché abbiamo degli avvenimenti molto importanti, c'è anche un libro, ci sono varie cose che ci spiegherà. Dopodiché, sempre direttamente con questa grande trasmissione, avremo il presidente dell'Automobile Club Padania e con lui faranno un collegamento molto presente e molto interessante che Claudio Lipodio, come presidente dell'Automobile Club Padania, tratterà tutto ciò che riguarda i problemi per chi ha l'autista, l'automobilista, le patenti, eccetera. Mentre invece l'ingegner Diego Cudia tratterà sempre problematiche uguali con che riguardano le auto elettriche e lui, essendo un personaggio europeo internazionale, porterà le rivelazioni a Claudio Lipodio dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania. Quindi penso che sia una trasmissione, come sempre, grazie appunto a questa radio, interessante, e chi ci ascolta, lo ripeto, può chiamare lo 0292947222 e se c'è la linea lo passerà in contatto magari con il presidente Lipodio e l'ingegner Diego Cudia. Quindi adesso io penso che sia in collegamento, chiedo alla grande Natalia, che è quella che poi gestisce tutto il programma insieme a me, grazie, se abbiamo già in collegamento Babbo Natale. Se è già in collegamento gli devo fare delle domande, altrimenti
dico dal nostro presidente dell'Automobile Club Padania che lui deve ricordarsi che fa parte del gruppo con noi anche l'Automobile Club Canavese, il Registro Padano Veicoli Storici, il Muturvei, il Delta One, l'Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici, insomma, da trattare e da parlare ce n'è. E quindi Luigi, Babbo Natale, Achille, sei in linea? Sì, grazie del passaggio del microfono. Allora Achille, vai pure di... tranquillo, ci spieghi tutto quello che fate adesso. Tu sei Babbo Natale di Torino e del Piemonte, quindi gli orari, gli appuntamenti e poi anche la novità che hai. Insomma, a te la parola, vai tranquillo, vai. Grazie Luigi. Come Babbo Natale vi dico che domani all'ospedale Regina Margherita dei bambini ci sarà il raduno dei 50.000 Babbo Natale che provengono da tutte le regioni d'Italia e abbiamo il gym dei primari. Il 29 e il 30 io sono stato ospite come Babbo Natale alla scuola Coppino alla Crocetta di Torino e dove ho partecipato ai mercatini di Natale. Diciamo, l'organizzazione finanziava l'UGI, Unione Genitori Italiani, persone che vengono a Torino per operarsi di leucemia e di tumore e che ospitano le famiglie durante questo periodo. Effettivamente diciamo che mi è piaciuto perché tanti bambini hanno voluto la fotografia con sottoscritto e poi precisavo che il Babbo Natale non riceve mai dei soldi ma partecipa all'organizzazione per finanziare questa iniziativa. Innanzitutto ringrazio gli alpini che nei 10 anni che io sono entrato a donare i regali ai bambini ricoverati, gli alpini ci portavano i doni da dare a questi bimbi. E diciamo che come Babbo Natale devo fare dei ringraziamenti per tutto ciò che ho ricevuto durante i 48 anni di servizio con il mio vestito rosso. Diciamo che innanzitutto ringrazio la Ferrero di Alba che per 20-25 anni mi ha fornito coperte, trapunte, keyweight, tantissimi regali, oltre un loro prodotto da donare agli anziani di San Salvario, dove io risiedo. La seconda persona che devo ringraziare è il Gilbert, che per una decina di anni mi ha sempre dato i cri-cri, che sono dolci torinesi, la nocciola ricoperta di cioccolato con gli zuccherini sopra che io portavo all'ospedale e li facevo donare ai bambini. Poi ringrazio la carrozzeria Franco che mi ha dato delle sovvenzioni sempre per l'ospedale Regina Margherita e mi donava i panettoni per gli anziani della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e anche altri anziani. Un salesiano che ogni Natale gli riempiva il sacco per ciechi e sordomuti. Persone che hanno donato caramelle, soldi e doni per bambini sempre all'ospedale. Un altro gruppo mi hanno donato dei profumi da regalare ai poveri vecchi. Mi hanno chiesto alla mia età non smetti di fare il babacio e io ho risposto questo vestito mi ha permesso di distribuire doni che la solidarietà mi aveva riempito il sacco, oltre a sorrisi, auguri a persone bisognose.
Per una ventina di anni sono stato e sono vicino ai disabili psichici e fisici, e quando vado da loro vengono tutti a baciarmi. Oh, il nostro Babbo Natale che è ritornato. E a me, quando faccio queste cose, io mi sento al settimo cielo, perché dico, proprio per rispondere a quello là che mi ha dato il babacio, se tu non sai cosa vuol dire donare, e quando uno dona, diciamo che dà anche una parte di se stesso, oltre che dare i regali. Poi ho anche una presa di posizione sulla sindaca di Genova, le maestre e la città di Torino, che presentava il presepio tra le fiabe. Nel 66 io sono stato in Burundi e sono arrivato diciamo il 7 gennaio alla missione di Kiremba, dove mi sono fermato un anno con un gruppo che ha costruito un ospedale lebbrosario tuttora funzionante. Là c'erano persone che facevano da 7 a 15 chilometri a piedi per venire a pregare il bambino del presepio. Qui invece il presepio bisogna eliminarlo per non scontentare gli altri. Per non scontentare gli altri, scontentiamo tutte le persone che hanno nella loro cultura il presepio, e soprattutto ricordiamoci che è stato fatto da Francesco il primo presepio. Di conseguenza, insomma, direi che le cose importanti sono quelle che sono state fatte. Concludo con i miei auguri personali a tutti i radioascoltatori e a tutte le persone povere, sole e malate, che magari non ricevono doni e neanche sorrisi in questo periodo. Grazie e buona giornata. Ciao Achille, grazie Babbo Natale, grazie. Allora, prima di tutto trattiamo con il nostro grande Claudio Lipodio, che lui in linea, grazie a Dio, sente bene, può parlare e può prepararsi proprio a trattare poi con l'ingegnere Diego Cudia. Intanto saluto Claudio, perché poi, se abbiamo 2 minuti, li diamo anche al nostro presidente dei Senza Limiti, che Claudio sa chi è, che è un'associazione di disabili che fa parte del nostro club. Claudio, so che tu sei in linea e ci sono. Ti ringrazio, perché io lo sai che ho dei problemi. Comunque, cose nostre. Comunque, Claudio, sei d'accordo, dopo che ci presenti la tua cosa, di trattare 2 minuti con Maurizio, sei in linea con il nostro disabile, sei in linea, e poi ti ho fatto l'elenco delle associazioni che fanno capo al nostro club, quindi le conosci anche tu, e loro fanno sempre delle domande alle quali tu potrai dare delle risposte. Che dici, Claudio? Intanto grazie, ciao Claudio, vai. Ciao, buongiorno, buon sabato a tutti. Sì, siamo qua, siamo operativi. Abbiamo sempre, diciamo che il mondo delle auto, quindi la categoria più numerosa sul territorio nazionale, ha sempre bisogno di informazione e di tutela. Noi siamo qua da parecchio tempo, non molliamo e continuiamo a fare il nostro buon lavoro, penso, dai. Sì, facciamo il dovere, noi lo trattiamo come un dovere e cerchiamo di dare delle risposte e degli aiuti veramente consistenti, tanto è vero che tu lo volevi dire, ma sono quasi 30 anni, no? O dico cazzate? Sono quasi 30 anni che andiamo avanti così, o no? 27 agosto 1997. Quindi, sì, fra un anno, tra poco sono 30 anni. Comunque, Claudio, vediamo se, io adesso rompo sempre le scatole a Natalia, se per caso abbiamo in linea il nostro Federico Gianni. Per caso in linea? Cosa dici, Natalia? Lo stiamo cercando di contattare. Sì, perché è sempre Lipodio, sai che lui è sempre nelle palestre, nelle gare, è sempre presente, perché essendo il presidente di tutti i disabili è attivo, però mi aveva detto che se poi 10 minuti, lui ci tiene a parlare con noi, sai Claudio, e c'ha molti anche
che si vogliono iscrivere alla nostra associazione di Automobili Club Padania, perché sai che anche loro sono disabili, però possono alcuni anche guidare, gestire, avere insomma attività per quanto riguarda le macchine. Allora Claudio, tu poi sappi che hai il collegamento, puoi parlare anche con Cudia. Sì, Prima sarà ci interessante parli un come po' tu, sempre. poi chiamiamo Cudia e sentiamo anche lui. Certo che è interessante, penso che vi siate già sentiti, no, per la trasmissione di oggi o no? No, per la trasmissione di oggi no, ma gli argomenti possiamo dire che io e lui possiamo andare quasi a braccio No, ma per, perché io per gli gliel'ho già argomenti che detto a abbiamo, lui, non c'è Claudio, problema. gliel'ho già detto che oggi parlava con te, vai tranquillo. E quindi è pronto, va bene. Sì, tu puoi cominciare a parlare, tanto Natalia, se Gianni non risponde, mette in contatto Diego, così cominciate già tutte e due, tranquilli. Io cerco di gestire come riesco il programma, dai. Vai pure Gian, sì, guarda, sto dando i numeri. Vai pure Claudio, e tanto Natalia si mette in contatto con Diego. Vai Claudio, vai. Sì. Allora, sì, Vai. nella scorsa trasmissione abbiamo parlato un attimo, abbiamo anticipato un po' con l'associazione. Abbiamo riattivato il numero, cioè ricontrollato e rimesso in funzione in modo sano, ok? Perché avevamo qualche problema col telefono, è stato sostituito. Quindi il numero WhatsApp 320 95 05 831 è il numero di servizio soci, oppure il numero di servizio di chi vuol diventare socio o che vuole informazioni sull'associazione. Potete provare a chiamare, ma io consiglio sempre di mandare un messaggino, un piccolo messaggio o la foto del bollettino del pagamento, perché abbiamo grossi problemi col servizio postale per sapere per alcuni iscritti chi ha fatto il versamento del rinnovo, per esempio, o della quota associativa, perché noi ci ritroviamo il pagamento sul conto corrente dell'associazione, ma molte volte non c'è scritto il nome e cognome della persona che ha fatto il versamento. Quindi sembra quasi che scontentiamo i soci non mandandogli il rinnovo, non mandandogli la tessera, quando invece non possiamo sapere chi ha fatto il pagamento. È una follia delle ultime evoluzioni delle poste a cui stiamo cercando di trovare soluzione. Ma la soluzione io sono molto pratico, la soluzione più pratica è quando fate il versamento della quota associativa o del rinnovo, fate semplicemente una fotografia al bollettino che avete fatto e mandatecelo come WhatsApp. Noi da quei numeri riusciamo ad associare il nome e cognome della persona o il numero di tessera al versamento del rinnovo. Ci date una grande mano, ci date la possibilità di, in alcuni momenti, anche dove c'è stata l'urgenza, che da sempre c'è, quella di fare il rinnovo, per esempio, per il registro storico, per la polizza assicurativa, che vuole la tessera invalidità. Quindi molte volte oggi siamo riusciti scusate, a risolvere in giornata, quindi riusciamo a mandare la tessera in giornata via mail o via WhatsApp e si riesce a accelerare molto anche l'esigenza dei nostri soci e dei nostri iscritti. Quindi questa è una cosa che da anni cercavamo di risolvere, perché le emergenze ci sono e qualche volta riusciamo a fare anche questo, Luigi. Mi senti Claudio? Allora, adesso, visto che siamo quasi arrivati alla prima parte, diamo la parola a Gianni Ferigo dell'Associazione Senza Limiti, poi nella seconda parte te la godi tu con l'ingegnere. Vai tranquillo, diamo la parola, tanto tu ci segui e gestisci tutto, perché tu poi ci senti anche meglio. Diamo la parola pure a Gianni Ferigo che è in linea, mi pare. Gianni, dove sei? Sì, sono in linea, ho ascoltato, ho sentito che in pratica cosa avete proprio. I problemi sono, penso, di tutte le associazioni, sono più o meno sempre tutte uguali, quindi gira, la cosa è sempre uguale. Sì, però tu Gianni, per la nostra e del nostro Memorial Maurizio, ci devi spiegare cosa state facendo, dove siete, e poi soprattutto ci tengo, perché sono il primo, il libro che riguarda proprio Maurizio. Adesso a te Gianni, allora, fino alla prima parte, vai tranquillo.
Sì, allora sono Gianni, sono il papà di Maurizio e quindi adesso proprio ecco, non ho risposto subito perché ero ancora in piscina, sono uscito che sabato mattina facciamo in pratica allenamenti con i ragazzi in piscina. Quindi adesso, essendo uscito ho visto che c'era la chiamata e ho, diciamo, ho risposto. Allora io sono diciamo un po' diciamo contento perché sono riuscito a scrivere un libro che in pratica da quando io sono arrivato a Torino fino alla, diciamo, alla mancanza di mio figlio Maurizio, che in pratica è, diciamo, tutte le cose che sono riuscito a fare è grazie a lui, perché con lui sono riuscito a fare, diciamo, molte cose che non avrei neanche minimamente incominciato neanche a farle queste cose. Adesso io in pratica arriva questa settimana il libro, in pratica entro la settimana, al massimo venerdì, dovremo avere già i primi libri da poter già gestirli. Però è già sulla piattaforma di Amazon che si può vedere e comprare anche su Amazon. Quindi il discorso è che il titolo è Maurizio in grosso, il libro è un azzurrino chiaro e in pratica è storia di un padre e della sua famiglia che ha cambiato il mondo per il suo figlio molto speciale, anzi speciale, non molto speciale, speciale. Quindi il libro è intitolato in questa maniera, c'è la scritta grossissima Maurizio e il punto storia di un padre che con la sua famiglia ha cambiato il mondo per un figlio speciale. Quindi chi gli può interessare, io questo libro l'ho scritto non perché vorrei, cioè, diciamo un po' ricordare mio figlio che è mancato in pratica 10 mesi fa, quindi da quando lui è mancato mi sono messo appunto a scrivere questo libro e quindi ho scritto un po' tutte le cose che chi lo dovesse prendere o lo dovesse acquistare sappia che dentro c'è scritto in pratica tutte le cose che ho fatto con mio figlio, con un ragazzo speciale disabile che è nato da quando è nato fino a quando è mancato. Io in pratica ci tengo moltissimo perché oltretutto tutte diciamo, questi libri, ognuno che viene venduto, una parte, tutto quanto è ricavato viene dato alla nostra associazione che in pratica l'associazione va avanti anche in questa maniera perché in pratica abbiamo molta gente che ci aiuta e quindi questo libro che io ho scritto, tutte le cose che viene, il guadagno viene dato all'associazione. Luigi, sappi che in pratica dovremmo, se riusciamo, anche a presentarlo prima di Natale al Serming di Torino. Quindi è in preparazione tutta l'occorrente per presentarlo lì. Quindi, sì, ma il tuo compito è quello di chiarire, perché chi meglio di te parla di suo figlio e del mio grande amore anche per me, perché purtroppo sì. Lo sai, no, che gli volevo bene a Maurizio, poi dopo non è inutile che parliamo di questo, gli ascoltatori ci seguono. Comunque il libro, ok, allora hai dato tutte le informazioni per poterne poi sì. prenotare o prendere o acquistare sì. La copia, sì, hai dato tutto? Sì. Ascoltami, se per caso qualcuno che magari gli può interessare o non riesce, mi può anche chiamare il mio telefono e quindi io rispondo al telefono che è 333 80 41 613. Questo lo trovano anche sul sito nostro dell'associazione, che è l'associazione Senza Limiti, quindi il primo numero che viene fuori è questo qua, quindi chi volesse acquistarlo sappia che in pratica in tante maniere si può avere. Un'altra cosa volevo chiamare dire noi in ufficio da me a Nona, dico domenica, bene, il 328 07 15 232 che è la stessa cosa, no Gianni? Sì. Allora, un'altra cosa, domenica prossima, non questa, il 14, facciamo il pranzo di Natale
e in via Pietro Cossa la chiesa è la Pier Giorgio Frassati, che in pratica è in via Pietro Cossa 280. Facciamo il pranzo di Natale, quindi viene il Babbo Natale che tu conosci, che è di San Salvario. Appena parlato. Ecco, con Boeris, e poi oltretutto abbiamo anche un prestigiatore che viene a fare mezz'oretta di spettacolo appena finito di mangiare. Quindi queste sono le cose che abbiamo, diciamo, in queste settimane. Sì, Luigi, l'importante è questo. Comunque, Gianni, io ti ringrazio, so che ti devo far parlare perché te l'ho detto, questa radio ci aiuta. Cosa ne dici? È arrivato qualche aiuto, no? Anche in questi tempi da quando partecipi? Sicuramente, ma ci sono più che gli aiuti anche che chiamano per sapere le cose, ecco, perché diciamo che tante famiglie certe cose non le sa. Io però sono 40 anni che sono con i ragazzi disabili, quindi diciamo che un po' di esperienza ce l'ho. Comunque ti faccio ancora, ti saluto, ci sentiamo sabato prossimo e poi sai anche gli ricordi ancora dove venire cioè gli dici ancora le stesse cose, Gianni? Va bene? Sì, sicuramente. Allora io ti ringrazio perché siamo già Luigi. nella prima parte. Grazie Gianni, vai. Ok, grazie mille Luigi, e diciamo ci sentiamo in settimana, ok? Certo, sono a tua disposizione, grazie Gianni. Adesso do la parola a Natalia. Vai Gianni, a Natalia allo studio perché è la prima parte, per poi far sfogare l'Ipodio e l'ingegner Cudia perché la loro mezz'ora va tutta loro. Io do la parola alla radio e minuto di attesa. Mi raccomando Claudio, tu tieni sempre a tutto come hai fatto prima perché si sente bene, va bene, si capisce. Sono qua. Sì, come vedi la gente ci ascolta e poi va a aiutare chi facciamo noi aiutare. Diamo pure la parola allo studio, vai. Grazie. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Luigi, di nuovo a voi la linea. Grazie a Natalia, grazie a Radio Libertà. Quindi un attimo Claudio perché saluto, so che è in linea l'ingegnere Diego Cudia, così poi vi faccio andare fino alla fine. Diego, sei in linea, mi pare che stai ascoltando, vero? Sì, Luigi, buongiorno a te e ai radioascoltatori di Radio Libertà, tutti quanti. Ecco, tutti ti rompo le palle perché adesso ti dovrei sfogare perché sai
te l'avevo detto, no? Claudio è a tua disposizione e la gente vuol sentire tutte e due, visto che siete due persone interessanti, preposte, pronte. Uno tratta, diciamo, la benzina, per dire, battuta spiritosa mia, e l'altro tratta l'elettrica. Quindi Diego, adesso ti faccio chiamare o ti metti con Claudio. Lascio a voi due la parola e Claudio, Diego è in linea, quindi a te la parola e andate avanti tranquilli tutti e due, vai. Sembra quasi che ci hanno messo su un ring, ingegnere. Prego. Ingegnere, sembra... Sì, mi sente, sembra quasi che ci hanno messo su un ring. Sembra, insomma, sembra. No, è fantastico, fantastico. No, anch'io seguo molto le novità che ci sono nell'elettrico. Io ho sempre detto che purtroppo il costo, ma chi la guarda dalla parte tecnica sa la motivazione dei costi sullo sviluppo e su queste autovetture, su questo tipo di mercato. Il fatto che fosse per un certo periodo un po' drogato da incentivi, da finanziamenti, lo ha portato oggi a essere per molte famiglie un obbligo non sostenibile. È d'accordo con me? Sì, indubbiamente. Io ho sempre detto, anche da questi microfoni, anche dalle riviste online dove scrivo, così ho sempre detto che comunque mi sembra che questo mondo qui, questa nuova propulsione stia piano piano a essere inquinata, imbastardita da tutta una serie di norme che complicano le cose che invece sono molto ma molto semplici. Ricordo sempre che comunque che l'elettrico è una propulsione, così come che tra l'altro è nata prima del benzina. Lo ricordiamo ai radioascoltatori che sono magari più giovani, ecco, i più giovani, che mi risultano essere quelli più interessati, ecco, soprattutto quelli che stanno facendo adesso la scuola guida. Da un'inchiesta che è stata fatta anche dal centro studi che abbiamo qui anche a Parigi, tra l'altro, ecco così, che i giovani sono più interessati, così come eravamo noi quando eravamo giovani, eravamo interessati all'elaborazione dei motori, ai motori a benzina, non volevamo sapere niente di gasolio. Che cos'è il gasolio? Il gasolio è quello dei trattori, delle macchine agricole, eccetera. Un buon 47%, pensiamoci, comprerebbe oggi un'auto elettrica, anche perché comunque ci sono degli ottimi costruttori. Il problema è sempre che ci sono complicazioni da un punto di vista amministrativo, manca la rete, la conoscenza c'è, la voglia c'è, ma comunque ci sono degli impedimenti. Non ultimo, lo dico in questo caso ai radioascoltatori italiani, perché so che Radio Libertà è ascoltata in tutta Italia, i furti delle rame nelle colonnine. Pensiamoci, solo nei primi 2 mesi di quest'anno qui su Roma, ma anche Milano, le colonnine sono state, quelle lì delle ricarica, sono state letteralmente vandalizzate, perché dentro c'è tanto di quel rame che fa gola, così come quelli che andavano a rubare il rame sulle ferrovie, insomma. Per cui insomma si complicano le cose ancora di più. E questo è negativo. Non so se ho fatto un piccolo quadro della situazione. Ecco, certo, il mondo dell'elettrico stenta, ma questo non perché insomma i costruttori fanno non ultimo Stellantis, ma insomma il mercato dell'elettrico è già da 20 anni che gira a livello Europa. Ecco. Però adesso che costo fatto qui, che dal 35 eccetera, dove sembra che tutti dovremmo andare, che poi infine i costruttori stanno facendo anche lì, stanno preparando, come abbiamo consigliato noi costruttori, anche io faccio parte della categoria dei costruttori, ecco, però chiaramente non posso guardare quello che succede nel mondo della politica, ecco. Per cui i costruttori cercano.
però ci sono tante complicazioni e quindi ecco, siamo sempre lì a fare un braccio di ferro, ecco. Per cui non lo so, ecco. Non posso dire, e poi lascio la parola perché magari ci sono altre cose non posso dire che dal 2035 andremo tutti in elettrico, perché questo, anzi, a ben vedere, i grandi costruttori, ricordiamoci che noi con Luigi da questi microfoni si parla sempre di automobili, però oggi l'elettrico è in mano a chi costruisce camion, pullman, treni, aerei, cioè tutti questi big farm o factory così, che hanno bisogno di motori elettrici, navi comprese. Prego. Quindi, insomma, sì, la motricità elettrica sulle grandi navi, quello che, visto che l'ha messo come ultimo argomento, io sono molto affascinato da questo perché è un mercato che io dico finalmente, se ben gestito, con piccoli propulsori nucleari, come che sono quelli che sono stati usati adesso negli ultimi 30 anni solo in campo militare. Già stiamo vedendo la BID, mi sembra che ha già fatto la sua prima nave a propulsione nucleare, quindi sono sostanzialmente macchine elettriche, perché generano vapore per far girare una turbina che fa o girare direttamente la propulsione oppure fa andare una serie di motori elettrici che muovono poi la grande nave che trasporta dai paesi asiatici all'Europa o all'America addirittura. Quella è una grande evoluzione, perché uno, non avranno più bisogno di grandi serbatoi, quindi aumentano il volume di carico, due, non inquinano, perché quegli strumenti con 10 kg, 15 kg di torio, mi sembra adesso stanno andando, che è meno inquinante dell'uranio, vanno cioè più facilmente gestibile, con temperature diverse, con logiche tecniche che lei conosce sicuramente, ma che non stiamo ad annoiare gli ascoltatori, ma è un po' più gestibile, e per 20 anni questi mezzi vanno senza inquinare. Questa è una grande evoluzione. Sulle autovetture non so se arriveremo ad avere un mini generatore che possa far andare in eterno un'autovettura. Non penso che si possa arrivare a tanto. No, chiedo scusa, prendo la parola, no, anche perché, allora, diciamolo, ecco, sempre perché a beneficio dei radioascoltatori, con i grandi motori, allora, perché il treno elettrico ha preso il treno elettrico e poi tra un po' quello elettromagnetico, parliamo in Europa, perché chiaramente se dobbiamo fare uno sguardo a Asia, Cina, Corea, si parla già di treni, quindi grandi vettori che viaggiano con motori elettromagnetici, ma in Italia queste cose in Italia e in Europa sono ancora diciamo indietro di almeno 10-15 anni, ecco. Anche per un discorso di infrastrutture, ecco. Ovviamente quando si parla di grandi motori, le centrali elettriche hanno motori giganteschi, grandi come una volta erano grandi come una casa, adesso sono grandi come un'automobile e sviluppano tanta di quella potenza da illuminare insomma un'intera vallata, un'intera comunità, eccetera. Quindi con i grandi motori la tecnologia è conveniente, con i piccoli no. Ecco perché ancora oggi combattiamo come si diceva sempre con Luigi Sinatora, se certo le auto elettriche, quindi per la piccola utenza, ecco, quella per tutti i giorni, costano tanto, però io ricordo sempre che escono dalle fabbriche e costano mediamente il 60% in meno di quello che dovrebbero essere pagate, perché poi quando escono dalla fabbrica c'è tutta una serie di costi che vengono caricati. Con le grandi navi, con i treni, certo che un treno oggi andare con l'alta velocità da Torino e da Milano a Parigi comunque costa come andare con l'automobile, anzi per certi aspetti costa anche meno e risparmiamo, ecco. Però ricordiamo che quelli sono treni che sono treni che sono costati milioni e milioni. Quindi voglio dire, nella grande
nella grande cioè nel rapporto, ecco, se utilizziamo dei vettori, come ha detto giustamente, la nave elettrica, ma la nave porta migliaia di container, quindi voglio dire, il prezzo della nuova propulsione è distribuito e non sono alti, sono costi molto bassi, ricordiamo. Quindi la propulsione elettrica per la Mini, per i spostamenti a corto raggio, 150 km può ancora essere conveniente. Se parliamo sempre di piccola utenza e automobili che vanno oggi dal prezzo dai 20 ai 35.000 euro. Chiaramente non va bene per chi deve viaggiare, deve andare tutti i giorni da Milano a Roma, da Torino a Padova o da Torino a Parigi. Non va bene, non è conveniente perché le auto elettriche costano tanto, mediamente, lo diciamo ai radioascoltatori, un'auto elettrica potente oggi meno di 45-50.000 euro non costa e quindi i costi sono sempre alti, compresi quelli delle ricariche. E purtroppo però, ripeto, l'auto gira su strada, la strada ormai è di tutti, sulla strada succede di tutto, e quindi insomma, compresi i monopattini, per cui insomma, quando un'auto elettrica, ma anche quando sono uscite quelle a gasolio, insomma, ecco, hanno fatto di c'era gente che, per carità, io oggi per esempio, lo dico ai radioascoltatori, stiamo combattendo per levare, e qualcuno combattendo, uso un termine, come dire, tecnico, si combatte per cercare di levare i vecchi motori a gasolio, perché comunque per quanto noi li ibridizziamo comunque inquinano, e però parliamo di macchine, di motori che girano, che fanno anche 1.000 chilometri al giorno, ecco, come anche i pullman. Sì, ecco. qui secondo me... Però chiedo scusa, e cominciamo però, mettiamo i grandi, perché già un furgone che gira e mi fa 1.000 chilometri ogni 2 giorni inquina più magari di me o di Luigi e di tutti noi messi assieme, che abbiamo la macchina che la usiamo una volta alla settimana. Io ormai sono arrivato a quel livello lì. Prego. Sì, no, ma allora, da una parte ha ragione, perché se nessuno fa niente, e sottolineo questa frase, poi vi spiego il perché. Ho studiato anch'io parecchio in modo pratico sulle soluzioni, ma da tanti anni, e le risposte delle istituzioni furono sempre divertenti e scioccanti nello stesso momento. 30 anni fa 30 anni fa io e Giancarlo Tolini, che era un esperto di auto d'epoca, trovammo un apparecchio per caso, che era quello che usarono gli americani quando arrivarono in Europa con le loro Willys, per poter utilizzare la nostra benzina normale, mentre loro già avevano quella che poi dopo noi abbiamo fatto diventare la Super, no? Loro già avevano questi tipi di... e loro montavano semplicemente un magnete che andava a interferire sul flusso cioè veniva fatta passare la benzina attraverso un magnete abbastanza potente. Questo allineamento, loro lo chiamavano allineamento molecolare, faceva in modo di poter usare la benzina normale senza distruggere i motori e soprattutto senza far puzzare quei motori in modo assurdo allo scarico. L'inquinamento calava, la fumosità anche dei mezzi che andavano con gasolio, praticamente i camion, non fumavano, e c'era anche questo tipo, ci sono tante soluzioni, come anche oggi sui veicoli più vecchi, quelli che sono fuori garanzia, fuori dalle normative nuove, eccetera, basterebbe montare anche semplicemente un additivo tipo a un kit ossidrogeno per abbattere le emissioni, ma non viene legalizzato. Perché? Perché risolverebbe in alcuni casi il problema inquinamento, se il problema è solo l'inquinamento. Certo. No, chiaro. Allora, se dobbiamo fare un discorso di inquinamento così, fino ad ora si sta parlando di convenienza. Con Luigi Sinatora si parla sempre giustamente, dici, ma perché l'elettrico? E in effetti la gente lo vuole, compra l'auto elettrica, anzi io dico sempre meglio comunque l'ibrido, perché comunque se un'auto elettrica ti lascia per strada non è che sono dolori, perdi tempo. Un'auto ibrida, se si rompe diciamo è un po' come quando tutti montavano il GPL sul motore a benzina.
se il polmone del GPL non andava più, comunque giravi a benzina, ecco, con questa doppia alimentazione. Ecco perché comunque l'ibrido oggi, e penso che andrà avanti almeno, insomma, fino a che c'è voglia di andare. Ecco, l'ibrido oggi è la soluzione ottimale. No, tant'è vero che viene usata anche per i vettori grandi, quindi furgoni, gasolio che vengono ibridizzati e camion, quindi l'aggiunta di un motore elettrico. Abbiamo sviluppato anche col nostro centro ricerche gli assali elettrici, lo diciamo ai radioascoltatori che poi magari mandano l'email a Luigi Sinatore, ma cosa sono gli assali elettrici? E magari le prossime volte ne parliamo. Quella è una bella evoluzione, sì. Per fare in modo che, per esempio, che ne so, i furgoni, ma sono idee che gli ingegneri li fanno, li mettono in pratica, vengono venduti, però vengono già venduti. E ci sono nazioni europee, ecco perché io poi faccio sempre un discorso che ci sono nazioni europee, tutte, io lo vedo perché comunque ho i riferimenti, diciamo dal Portogallo fino in Grecia che fino a diciamo 5-6 anni fa sembravano, ma lì fanno solo i formaggi eccetera. No, in Grecia si stanno sviluppando aziende start-up, aziende tecnologiche, perché comunque vicino a loro c'è tutto un mercato dove arrivano finanziamenti anche dall'Arabia, insomma, ecco, per sviluppare queste cose, perché comunque di mobilità ne abbiamo bisogno, diciamo ai radioascoltatori, di macchine e così. Oggi c'è tra l'altro il problema, lo dico anche con Arturo Calligaro, il problema è che le città ormai sono, tra virgolette, scoppiate, non c'è più posto, ecco perché dai paesi, soprattutto quelli asiatici, anche noi stiamo seguendo l'evoluzione, diciamo così, sociale di queste grandi metropoli che hanno piano piano dismesso tutti i motori a benzina, a gasolio, e viaggiano solo con elettrico. Il problema è che ormai sono milioni di auto. Una persona ormai viaggia con 2 auto condivise, magari non sono neanche in proprietà, lì è tutto in car sharing, per cui non ha un'auto di proprietà, ne ha 3. E quindi insomma perché è conveniente, solo che quando queste cose vengono portate in Europa e la signora Ursula von der Leyen, tutti gli altri, che tra l'altro anche i tedeschi, così quando se ne parlano sembra che stiamo parlando di veicoli che arrivano dalla Luna. Sembra che una sorta di, uso un termine un po' come dire, rimbecillimento tecnologico, ecco, insomma, le cose semplici Ma il vengono problema, ingegnere, Prego. il problema è anche che io giro un po', come fa anche lei sicuramente, giro un po' per lavoro tra l'Europa e il Sud America, per esempio in questi ultimi anni. Io in Sud America, dove ho un'attività, dove vado abbastanza spesso, vedo che tranquillamente se io prendo un motore di un Maggiolino 1300, quindi un bel boxer a benzina degli anni 60, prendo 4 tubi e li monto assieme, posso circolare tranquillamente in alcune aree. In altre aree posso avere un camion, un Ford degli anni 50 che sta ancora girando a portare in giro terra e a muovere. Le regole europee non è che stanno mettendo fuori mercato, soprattutto non tanto le persone che si trovano poi a dover comprare entro il 2035 un'auto elettrica e ancora oggi stanno cercando di capire come fare a comprarsela, ma stanno mettendo fuori campo le imprese che con tutti questi obblighi si troveranno fuori mercato. Sì, esatto, e noi ripeto, per noi sono fondamentali. Ricordiamo che chi manda avanti l'economia di un paese, Italia compresa, sono imprese, non è il piccolino, non è la persona che compra, ma sono imprese, quindi piccole, medie e grandi. Per cui insomma dai furgoni, dai padroncini fino a chi ha 20, 30, anche 100 camion, per cui che ogni giorno consuma. Infatti mi arrivano anche richieste, signori, gente che ha imprese, come faccio a passare
ho 20 camion, ho sentito parlare di motori a idrogeno, mi interessa, ma non capisco una mazza. Ho chiesto anche al mio commercialista, ho chiesto anche alla motorizzazione, Torino, Milano, Roma, parliamo d'Italia, è sempre. Gli ingegneri, i suoi colleghi della motorizzazione non capiscono niente, e io dico ho capito, e non è colpa mia se quelli sono per cui, quindi, perché riconoscono che insomma ci sono tecnologie più pulite, e anche alla lunga, ma anche nel medio termine, perché ricordiamo che un'impresa che investe magari 500.000 euro per agevolare attuare per le nuove tecnologie, compresi i biocarburanti. Sappiamo bene che, questo lo diciamo anche ai radioascoltatori, i biocarburanti sono ben visti dalla Comunità Europea, ma non sanno neanche loro come farli a promuovere, per cui o andiamo noi o parliamo da queste radio e ci dicono, e poi comunque sì, esattamente, bei discorsi, però comunque poi alla fine all'atto pratico devo fare una richiesta al comune. Devo fare una richiesta al comune, alla regione, alla provincia, alla strada, a chi ha il terreno, e allora dice, allora non faccio più niente, vado avanti così e sarà quel che sarà. E questo è molto castrante, ecco, insomma, uso un termine anche abbastanza tutto lì. Per certi aspetti questo non limita, è la voglia di costruire, anzi per alcuni è una sfida, cioè più mi limiti più ti faccio vedere che sono in grado di fare delle cose, e questo per i produttori, ecco, delle cose interessanti. Ma tornando a quello che diceva all'inizio, proprio per pure informazione ai nostri ascoltatori che pensano che l'auto elettrica l'abbiamo inventata 10 anni fa, il primo triciclo, quindi la prima macchina elettrica, il primo tentativo elettrico è stato fatto nel 1832. Siamo quasi a 200 anni. Cioè, quando noi vogliamo fare totalmente la motricità elettrica nel 2035, saremo a 200 anni da quando il signor Henderson mise insieme un sistema e fece una sorta di carrozza a 3 ruote elettrica. Quindi stiamo parlando di cose che hanno quasi 200 anni, ovvio, con un'evoluzione diversa, con tutta la tecnologia che abbiamo oggi, ma se parliamo di motricità elettrica, se non mi ricordo male, all'inizio del Novecento le auto elettriche, che erano delle carrozze, ex carrozze a cavalli, che diventate poi elettriche a batteria, vennero tolte perché dicevano che pesavano troppo ed erano troppo pericolose, andavano a 30 km/h, ma rischiavano di ribaltarsi in curva, quindi per il peso cominciarono a promuovere con Daimler le prime auto a benzina praticamente. Giusto? Quindi sono i primi esperimenti che pseudomeccanici, o poi anche ingegneri di allora, comunque i meccanici, perché c'era già gente che si dilettava, insomma, ecco, chi aveva i cavalli a un certo punto pensava, perché devo far stancare 4 cavalli, metto un motore elettrico sotto la carrozza, il carro, e anche 10 all'ora, 20 all'ora vado avanti. Quindi, e poi anche in Italia, ci sono stati anche dei tanti pionieri, insomma, ecco, per cui voglio dire, giustamente la prima propulsione che non sia umana e animale, ricordiamolo, è elettrica. Poi nel frattempo qualcuno ha sviluppato anche quella lì a combustione interna, cioè che brucia qualcosa, ecco. Ma c'erano già dei motori elettrici che facevano andare avanti delle carrozze, con tutti i problemi, ma lì poi si parla di fisica, quindi statica, dinamica e cinematica, insomma, ecco, i problemi. Certo che se metto un motore devo fare degli esperimenti, anche adesso se mi chiedono una hypercar con 2500 cavalli sotto, elettrica, e devo fargli un telaio da Formula 1 e devo ancora rinforzarglielo, perché comunque 2500 cavalli sono tantissimi per un telaio oppure una macchinetta, devo studiare bene tutta se no ci ritroviamo che il motore, appena acceleri, parte il motore e la macchina arriva, perché si strappa dal telaio e se ne va il motore da solo. Certo, ci ritroviamo gente che si va a stampare contro i muri perché così non riesce a tenere tutta questa potenza, ma questo lo dico, l'ho anche detto
anche piloti esperti, quando è stata è stata creata la Formula E, cioè la Formula 1 elettrica, i piloti esperti che guidavano auto a motore, così, anche lì potenti, 700-800 cavalli, così, e non sapevano gestire tutta questa potenza. È come se ci dessero una spinta piano piano, oppure se ci dessero una mazzata di dietro, e quindi c'è gente che si sentiva anche male. Quando facevamo i collaudi c'era gente che aveva proprio il volto a stomaco, il Caribio, altro che montagne russe, detto proprio per far capire, altro che c'è le montagne russe in confronto. Sì, tu ti prepari quando la carrozza sale, poi quando la carrozza scende ti viene il volto a stomaco, ecco. Con un'auto elettrica la forza G, la pressione che va sul corpo è veramente importante. Ingegnere, siamo al termine, non so se dobbiamo chiudere, mi ha detto la regia, e io la ringrazio tanto per questa chiacchierata. Mi auguro di poterla proseguire dando informazioni anche storiche ai nostri ascoltatori, che fanno sempre piacere, e ci sentiamo alla prossima. Va bene, un saluto. Grazie Diego, ci sentiamo sabato prossimo, andate avanti, perché c'è anche un altro problema. Io come semplice cittadino nei vostri confronti è un'altra cosa, però a furia di parlare di auto elettriche, spiegateci poi sabato prossimo come mai adesso che ce n'è meno di quello che potrebbe essere, quando fanno la ricarica prendono pure fuoco. Ragazzi, non scherziamo. Io quando faccio la benzina non prende fuoco. Comunque grazie Diego, e poi ringrazio anche Claudio, perché dobbiamo dare la parola a Natalia per la chiusura, perché c'è poi un altro programma importante anche lui. Grazie comunque ragazzi, siete veramente favolosi. Vai pure Diego. Buon fine settimana a tutti. Approfitto per salutare te Luigi, per salutare gli ospiti, eccetera. Buona festa, e anche perché qui cominciamo anche buona festa e buone cose a tutti quanti. Alla prossima, arrivederci. Grazie ragazzi, siamo proprio in chiusura. Claudio, adesso sai com'è la situazione, quindi quello che succede tu sei in grado anche di dare risposte. Allora io ringrazio appunto Natalia come nostra collaboratrice, e poi la Radio Libertà, che consente con la trasmissione a filo diretto di poter trattare sull'argomento nuovo codice della strada anche altri discorsi, come ho già detto prima. Chi vuole deve chiamare il 328 0715 232 e io a nome con i miei colleghi vi daremo tutte le informazioni per poterci collegare. Grazie, un abbraccio, e ricordate che il nostro motto: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. A voi studio, grazie, ci sentiamo sabato prossimo che ne abbiamo 15. Grazie.